Mazzoncini ai calzettoni. Avete visto anche la terna arbitrale, la ricordiamo, Ilaria Bianchini sarà la direttrice di gara, gli assistenti Luca Chiavaroli e Diletta Roccaforte. Abbiamo detto della continuare a risalire la classifica per Vittorio Veneto, che come abbiamo detto un attacco, un pressing da parte di Luzio, che tiene il pallone in campo. Di Luzio, uno sguardo al centro, si propone Menini, il tiro e subito il vantaggio dell'Academy con Jessica Menin, vantaggio lampo, nemmeno 30 secondi di gioco. Zella pensa da farsi, alla messa al centro, libera Micciarelli, ancora Micciarelli al gioco aereo, anche Montalti, palla che resta lì, il tiro e il pareggio con il pallonetto di Caccamo che diventa letale per Gloria Ciccioli. Dunque ristabilita la parità al quinto minuto, ha colpito Caccamo con un mancino che ha scavalcato Ciccioli. 1-1 campo da Montalti e poi non intercetta Micciarelli. Piai pensa al tiro, lo effettua col mancino, è una telefonata, gira dalla numero 20, Piatta aspetta troppo il pallone, lo ruba a Doni, il traversone sul secondo palo, libera per un attimo Montalti, poi il tiro da parte di Foltrani, Barbieri cerca un'idea, Brambilla, il tiro e la parata di Bonassi non è finita, di Luzio sul pallone ma è fuori gioco. Menin per Barbieri, si propone ancora Menin, Barbieri difende il pallone, Menin chiusa, il tiro e la palla che sfila da Tomasella. Chiai si gira ma Venturini non la lascia respirare, quindi Caccamo, il mancino con la numero 19. Menin all'attacco del pallone, alla recuperata, allora Barbieri, palla che sfila, il pallone scippato da Brambilla, attenzione a Baldini che può andare in porta, Baldini davanti al portiere, Baldini, la parata, ancora Baldini da terra e si salva il Vittorio Veneto, sul duplice fischio il punteggio, quello di 1 pari, dunque la con il Vittorio Veneto che toccherà il primo pallone del secondo tempo con il 4-2-4. Attenzione intanto di Luzio, vuole lo scambio con Barbieri, zona tiro, la conclusione, il gol alla vicina all'incrocio dei pali, 2-1 al terzo minuto del secondo tempo per la San Marino Academy. Ancora Raffaella Barbieri che era sulla destra, sono in tre in area, va Micciarelli al centro per Di Luzio che la gira con il destro, passa su Stefanello, Piazza, il pallone sul mancino, il traversone di Piazza è quasi un tiro, attenzione a Baldini, l'anticipo, va Piai col mancino, palla che non si abbassa. Di Luzio lo addomestica, lo serve a Barbieri, la finta per Baldini, attenzione, spazio per Baldini col mancino, Baldini, fermata da Frizza. Palla sul destro, Principi, scambia con Barbieri, messa giù, tutto regolare. Attende Tomasi, Rigaglia, fatta Tomasi, effettuare il take, attenzione Barbieri, il palleggio, Barbieri! Il 3-1 della San Marino Academy con il sombrero e poi la conclusione vincente di Raffaella Barbieri, Venturini e Baldini. Il tocco per Tomasi, che si può riprovarci, ancora Tomasi, si stringono su Barbieri, corridoio per Rigaglia che può puntare, palla messa al centro per Principi, rete! 4-1 per Principi che si inserisce con il piattone volante, chiude la partita, 4-1 da Qualsarie, finisce la San Marino Academy, batte il Permac Vittorio Veneto 4-1.